Guida ai Campionati siamo con Mister Fattorel. Mister, innanzitutto è arrivato un appello dalla trasmissione di Passione Calcio. Elia e Paolo ed era proprio ospite Eleonora Salamoni in quell'occasione, ha chiesto come mai Alice Casagrande ancora non sta giocando. Intanto buonasera a tutti. Alice Casagrande non sta giocando queste ultime partite perché si è allenata poco, ha avuto dei problemi la scorsa settimana che non si è mai allenata, questa settimana ha fatto un allenamento e mezzo, quindi faccio giocare chi si allena un po' di più. Infatti volevamo proprio chiedere per chiudere l'argomento con Passione Calcio, insomma. No, no, Alice Casagrande se si allena con continuità e tutto come l'anno scorso penso che non abbia problemi di giocare. Vediamo ad oggi, l'obiettivo era di strappare qualche punto al Mossanica, però è arrivato solo fino al 20° del primo tempo con il pareggio di Cisotto. Comunque è arrivato almeno il primo gol in Serie A. Sì, l'unica cosa che oggi salvo è il primo gol in Serie A, ma purtroppo le ragazze sì, erano partite anche bene, andando a pressarle alte e star là e facendo anche gioco. Dopo, quando abbiamo preso il gol del 2-1, si sono disunite, non abbiamo più giocato a calcio e quindi quando buttiamo via la palla ce l'hanno sempre loro e è un assedio. Sembrava proprio che fossero fuori mentalmente e anche magari un po' fisicamente sulla corsa. Ma fisicamente sulla corsa penso proprio di no, visto che se con la testa non ci siamo non girano neanche le gambe, questa è una cosa ovvia. Devono capire che anche se possiamo prendere gol da queste squadre qua, perché la Mozzanica è una squadra che deve vincere il campionato, quindi ce l'aspettavamo che magari possiamo avere dei momenti di difficoltà, ma nei momenti di difficoltà invece di essere un gruppo unito ci disuniamo e questo porta che la palla ce l'hanno sempre loro e vengono sempre in avanti. Vediamo un attimo i due episodi che hanno un po' messo sulla parte del Mozzanica questa gara. Non parliamo mai dell'arbitro, però in questa occasione su due azioni è stato interprete proprio di un momento dove era in mezzo lì mentre Mella stava contrastando la giocatrice avversaria e poi quel rigore che forse non era in area, ma vedremo le immagini, insomma. Beh, adesso dalla panchina, cioè l'arbitro ha arbitrato anche bene, tranne penso l'episodio del secondo rigore che dalla panchina ho visto che era quei 20-30 cm fuori area. Lui l'ha visto in aria, ma non è quello che ci fa cambiare il risultato sicuramente. Può Adesso incidere un pochino, insomma. sì, coincide proprio poco. Come ho detto, adesso in settimana parlerò martedì e devono capire che se giochiamo, teniamo il pallone, giochiamo a calcio, facciamo un po' di giro palla, non ce l'hanno le avversarie. Finché la buttiamo sempre alle avversarie, noi subiremo sempre. Comunque mi aspetto dalla squadra in settimana un pronto risveglio, abbiamo una partita di Coppa molto importante e vogliamo passare il turno in settimana, vediamo, penso che saremo pronti per domenica. Grazie, mister. Buonasera a tutti. Siamo ora con Giorgia Cisotto. Giorgia, è arrivato il tuo primo gol in Serie A, è arrivato il primo gol per il Vittorio Veneto in Serie A. Proprio sul cross di Laura Perin, il portiere loro non ha trattenuto la palla e sei stata lesta a metterla dentro, insomma. Sì, diciamo è arrivato il primo gol e di questo comunque è una piccola soddisfazione, ma rispetto comunque al risultato finale è molto minima, insomma. Diciamo che l'avversario comunque era nettamente superiore, però a noi manca ancora fare quel passo avanti, quella spinta per un po' provare almeno a giocare un po' più in tranquillità. Penso che oggi sia stata Giulia Reginato l'unica a dimostrare che può stare in questa categoria e noi tutte dobbiamo ancora fare quel passo avanti per dimostrare che possiamo starci, insomma. Davate l'impressione di essere un po' affaticate fisicamente, magari perché il Mozzanica arrivava quasi sempre prima sul pallone. Sì, come ho detto, sicuramente loro sono un passo avanti sia dal punto di vista fisico sia dal punto di vista tattico. A noi ci manca quel passo sia mentale sia anche probabilmente fisico per provare a fare il nostro gioco, insomma. E,
Manca questo proprio come dici. Domenica arriva per fortuna una sosta, anche se giocherete però in Coppa Italia i 16esimi di finale contro il Valpolicella. Sì, domenica è una partita che comunque, sebbene il Valpolicella sia una squadra di Serie B, non è assolutamente da sottovalutare. Anzi, sicuramente verranno qui anche loro per portare a casa questo passaggio del turno. E noi in settimana dobbiamo assolutamente lavorare, probabilmente come non abbiamo lavorato in queste ultime settimane, cioè anche in allenamenti con maggior grinta, con maggior voglia e prendendoci tra virgolette per mano per fare un meglio, insomma, e speriamo che almeno domenica prossima ci sia ci sia un risultato che porti anche un po' di umore, un po' di positività alla squadra. In vista proprio poi della trasferta di Luserna. Sì, trasferta di Luserna che diciamo è una squadra neopromossa come noi, quindi potrebbe essere più alla nostra portata. Possiamo farla diventare la nostra portata se ci siamo, insomma, se iniziamo ad esserci. Grazie Giorgia. Siamo nel post partita con Valentina Giacinti. Valentina, 5 gol oggi, semplicissimo per te. Sì, sono contenta dei gol e del risultato per la squadra. Cerchiamo col gioco di fare bene e oggi ci siamo riusciti e va bene così. Rispetto alla partita con la Riviera di Romagna, cosa è cambiato in voi? Forse col passare del tempo ci stiamo amalgamando sempre di più e oggi si è vista la squadra. Hanno vinto anche tutte le altre, comunque avete vinto anche voi, siete sempre lì ad affollare la testa della classifica. Sì, abbiamo saputo i risultati e va bene così, ogni partita vedremo di vincere il derby se riusciamo e pensiamo già a Brescia. Grazie Valentina. Prego. Siamo con Nazarena Grilli, mister. È stato un Mozzanica che ha giocato veramente bene oggi, si può dire, mister? Sì, diciamo che siamo partiti un po' lente, nel senso che comunque venivamo dal viaggio e tutto, poi ci siamo un po' organizzati, è arrivato il vantaggio. Credo che il Vittorio Veneto sia stato bravo a pareggiare, però ha pareggiato su una palla casuale. Poi per il resto devo dire che le ragazze sono state brave, noi stiamo facendo un percorso di crescita, quindi vogliamo cercare di migliorarci partita dopo partita e devo dire che oggi sono contenta perché hanno dato tutto fino alla fine, indipendentemente dal Vittorio Veneto che comunque ha lottato con le armi che ha. Giustamente noi siamo una squadra che ha altre ambizioni, si è notata un po' la differenza, però credo che il Vittorio Veneto, anche le ragazze del Vittorio Veneto hanno giocato col cuore. Infatti proprio volevo chiederti subito sull'avvio, comunque tenete intanto la testa della classifica, poi avvio subito un'occasione sui piedi di Giuliano, poi è arrivato il gol di Giacinti, anzi poi anche la tripletta. Cinquina poi alla fine, in quel momento proprio la tripletta con i due rigori, anche se forse uno sembrava fuori area, poi magari rivedremo le immagini. Sì, ma devo essere onesta, anche a me sembrava fuori aria il rigore del 3-1, però penso che al di là del rigore credo che oggi ci sia stata proprio una predominanza di individualità, di gioco e di giocatrici, nel senso che credo che si sono viste l'ambizione che ha una squadra e l'ambizione che ha l'altra squadra. Comunque credo, faccio un grosso in bocca al lupo al Vittorio Veneto per il proseguo del campionato. Grazie mister. Niente, a voi.